Cioè, è terribile, terribile. Spettacolo! Ma che bello! Buongiorno. Amici del canale, buongiorno e benvenuti in questo Day 2. Oggi il giro della Traslessinia prevede la salita verso il Monte Baldo. Salutiamo e abbandoniamo il nostro albergo Villa San Giorgio, che vi lascerò qua sotto in descrizione. Come sempre ad ogni giro ricordate che in descrizione trovate i dettagli dei luoghi che visitiamo. E cominciamo il nostro tour. Dici, cosa stai facendo di bello? Ma volevo fare una figata, ma non rimane moscio. Finita l'aria condizionata, possiamo andarcene. 5, 4, 3, 2, 1, 6! Amici del canale, buongiorno, e questo dei due è cominciato pochi secondi fa. Stiamo scendendo giù dal nostro hotel in direzione Val d'Adige verso la salita del Monte Baldo, che dovremmo conquistare oggi. Oh, c'è un marmo elite, anche qui ci sono i marmi di Carrara. Incredibile! Arrivederci dalla Volpolicella, grazie, arrivederci a voi. Il preambolo del Monte Baldo con i suoi vigneti, le montagne di fronte, a meno di 900 metri sul livello del mare. Località Spiazzi, come sicuramente molti di voi sapranno, sorge la basilica del santuario, chiamiamolo santuario, della Madonna della Corona. Una bellissima basilica incastonata nella roccia, solo che per arrivarci bisogna fare un percorso a piedi che sotto questo sole è praticamente impossibile. Ma nonostante tutto, guardate quanti turisti che ci sono. Proseguiamo la nostra scalata per il Monte Baldo, la località principale di Monte Baldo. Negozi, parchi giochi per bambini, campi da tennis, c'è un po' di tutto, insomma una piccola Milano sopra un monte. La Madonna! Si scende dall'altro versante in una strada ricca di curve e soprattutto bella fresca, immersi in questi boschi. Che spettacolo! Amici del canale, il coach si sta spogliando. Adesso siamo curiosi di vederlo in mutande. Ma siamo in fascia protetta. Ciao, ci rivediamo stasera dopo la mezzanotte. Prima sosta al rifugio Novezzina per ristorarci un po'. Per fortuna ci sono anche delle zone sotto l'ombra. Oh, e mettete un climatizzatore qua. Madonna. Ci voleva questa pausa. Proseguiamo l'ultimo pezzettino. È talmente fresco. Casolo Ricky, eccolo qua. Andiamo. Che spettacolo però. Spettacolo vedere le persone che prendono il sole qui in cima al Monte Baldo. Ci sono un sacco di campeggiatori in queste piazzole. Insomma, oggi è una bella giornata e quindi ci sta che vadano in giro anche a dorso nudo. E qui, signori, il verde domina. Le pecorelle! E per pochi istanti si sconfina in Trentino Alto Adige, quindi abbandoniamo il Veneto e andiamo in Trentino. Ogni volta che si valica in Trentino sembra che i panorami cambino. Anche le mucche sembrano più carine. Wow, che bel colore sta roccia! Località Brentonico, c'è questo muro che di fatto è una diga. Dovremmo arrivare in zona San Valentino a incrociare il rifugio, dal quale poi avremo una salita verso il famosissimo Corno della Paura. Eccolo qua, il rifugio, e da qua dovremo tecnicamente salire verso il Corno della Paura. La salita sarebbe quella. Arriviamo su un altopiano dal quale poi bisogna lasciare un attimo lì la moto davanti al cancello e poi salire a piedi. Stiamo valutando se salire al Corno della Paura oppure no. Pare di no, in quanto il cartello che vieta l'ingresso alla strada, infatti adesso vediamo dei motociclisti che stanno facendo inversione proprio in questo momento, ci faccia un pochino desistere. Il rischio di prendere una multa per questa contravvenzione è un po' elevato. Allora, se non lo volete fare, capisco perfettamente, ce ne andiamo giù, possiamo fare un altro anno. Cioè in questo momento saremo in divieto. Altri che si passa tipo la forestale. No, va bene, ho capito. Niente, dai, ok, non c'è problema. Vedi, adesso scendono anche in bici, in teoria non potrebbero. Peccato, niente Corno della Paura. La paura ce l'avremo solo tra noi di prendere una multa. 90 la paura! Lungo la via di Sabbionara, non Sabbioneta, e si vede anche in lontananza il castello omonimo. Mi sa che non si può stare, raga, c'è troppo caldo. Che dite, vogliamo andare via? Facciamo almeno una foto e ce ne andiamo. È proprio tutto sotto al sole. Poi vedo lì il castello di Abio. Siamo arrivati adesso, ma la temperatura è talmente elevata che non ci permette nemmeno di stare un attimo sotto al sole. Cioè è terribile, terribile. Vabbè, non avremmo certamente visitato l'intero castello, ma soltanto uno sguardo da fuori ci sarebbe bastato. Però davvero adesso non riusciamo a rimanere. Siamo in valle e ci saranno 38 gradi.
Negativo amici del canale, negativo forte su ogni fronte, siamo a 39 gradi sulla Val d'Adige, stiamo prendendo direzione lago di Garda, in zona Riva del Garda, che ovviamente cercheremo di saltare onde evitare il traffico dei turisti che adesso stanno sicuramente villeggiando in quella zona. Purtroppo però queste alte temperature non ci consentono di goderci il giro come vorremmo e tantomeno di fare soste per ammirare punti di interesse come quello del castello di Avio. Ma tutte le volte! Pazienza! Che spettacolo, che bello! Siamo ormai già giunti in zona Riva del Garda. Dobbiamo cercare però un posto dove andare a nutrirci e possibilmente salendo un po' in quota, ma questo non sarà facilissimo adesso. Amici del canale, il giro termina qui in zona Riva del Garda. Purtroppo non abbiamo potuto fare proprio tutto quello che avevo immaginato di poter fare, però il caldo ci ha praticamente azzerato completamente tutte le possibilità. I ragazzi comunque dicono, boh, chissà, di essersi divertiti lo stesso. Ma che bello è girare insieme a te, tutte le strade che ci fai percorrere, forza Cocciale. Questa è una variante. Bene ragazzi, mi auguro che il giro vi sia piaciuto. Mi raccomando, condividete, spolliciate, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Da Andrew Streetwalker e i suoi amici è tutto. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima.